o il trasferimento dei redditi da capitale. Diciamo che una grossa fetta è proprio il bilancio import-export. Guardiamo bene la situazione prima dell'ingresso dell'euro, quindi alla fine degli anni 90. L'Italia era questa qui, questa linea rosso scuro. L'Italia era in condizioni di surplus, quindi di fatto guadagnava dall'estero. Guardate bene invece dove era la Germania. La Germania è questa linea fucsia, qui vedete. La Germania era sotto zero, quindi di fatto era un paese meno competitivo del nostro. Guardate bene l'andamento della Germania e degli altri paesi negli anni dopo l'ingresso dell'euro. Guardate bene la Germania, la Germania è andata qui, tutti gli altri paesi sono andati qui. Per poi risalire lievemente sopra lo zero i nostri, però questo risalire sopra lo zero ha un motivo che in me è drammatico. Adesso lo vediamo insieme questo qui. Di fatto, con l'impoverimento della popolazione dovuta all'eliminazione del potere di spesa da parte degli stati, ne hanno risentito anche le importazioni. Quello che adesso l'Italia è tornata ad avere un surplus, anche se di poco positivo nei confronti del settore estero. Proprio perché, guardate bene i dati dopo il 2010, le importazioni sono calate molto più velocemente rispetto alle esportazioni e sono andate anche sotto zero, quindi questo significa che sono diminuite anche in valore assoluto. È per questo che adesso abbiamo un saldo positivo con l'estero, perché ci siamo impoveriti, perché non riusciamo neanche più ad importare. Viene detto che se noi poniamo con la nostra valuta, poniamo una condizione assolutamente non desiderabile, in quanto quando avevamo la lira eravamo un paese poco competitivo, un paese di scarognati, assolutamente non vero, l'abbiamo visto prima dei dati dell'andamento delle partite correnti, prima del 2000 eravamo in positivo, ma lo vediamo bene anche da questo grafico. Nel 1990 l'Italia era la quinta economia come PIL più forte al mondo. Sopra anche al Regno Unito, alla Gran Bretagna. Nel 2013 invece siamo andati indietro di 3 posizioni, siamo all'ottavo posto, dietro anche a paesi delle economie emergenti quali il Brasile e la Cina. Quindi abbiamo perso, non abbiamo guadagnato contrariamente a quello che ci dicono. Questi sono tutti i dati del Fondo Monetario Internazionale, tra l'altro, quindi sono assolutamente verificabili nel loro database. Questo è un articolo di Repubblica Economia e Finanza che Paolo Barnard cita spesso durante i suoi incontri, quindi cosa dice questo articolo? A metà degli anni 90 l'Italia, cioè lo stesso paese che oggi viene declassato dalle agenzie di rating, invece in quel periodo venivamo stimati, in quanto Standard & Poor's apprezzava il nostro tasso di inflazione che era moderato, quindi 5,8%, e ci considerava come una delle economie più competitive a livello europeo, una delle migliori economie dell'Unione Europea. Oggi, stranamente, nonostante abbiamo parametri macroeconomici peggiorativi rispetto a loro, in quanto abbiamo un deficit pubblico che è del 3%, alla metà degli anni 90 era sopra il 9%. Ora abbiamo un'inflazione che è dell'1,6% contro il 5,8% che avevamo allora. Nonostante questo, nonostante questi due parametri ai quali l'economia mainstream guarda in maniera preponderante, oggi, nonostante siano migliorati, siamo sprofondati tra i PIGS, cioè tra i maiali d'Europa. Abbiamo visto prima eravamo la quinta potenza mondiale, oggi siamo l'ottava. Per un paese ricco come l'Italia non è poco essere retrocessi di 3 posizioni. E assolutamente non è vero che il deficit pubblico e l'inflazione siano parametri che determinano il buon andamento anche degli altri parametri macroeconomici di una nazione. Un'altra frode con la quale veniamo ingannati è quella della competitività, quindi ci viene detto alla fine che l'unico mezzo che ha un paese per prosperare, per arricchirsi, è quello di basarsi sulla competizione con l'estero.
Vediamo bene un caso emblematico, vediamo bene il caso australiano. Ci viene detto che l'Australia in verità va bene perché è un paese ricco di materie prime, quindi che esporta molto. Assolutamente non è vero. L'Australia dal 1980 fino agli anni in cui attualmente siamo ha sempre avuto dei saldi negativi con il resto del mondo. Quindi si è sempre indebitato di più con il resto del mondo. A fronte di altri parametri macroeconomici, quali il PIL e la disoccupazione, che però sono stati sempre ragguardevoli, perché l'Australia, nonostante questi deficit con l'estero, ha sempre avuto una variazione percentuale del PIL anno quasi sempre positiva, mediamente anche intorno al più 4%, e ha sempre avuto anche una disoccupazione quasi sempre molto ragguardevole come livello, attualmente è inferiore al 6%, quindi a livello a cui attualmente è la Germania. Vediamo anche nel caso della Nuova Zelanda, anche lei ha sempre avuto negli ultimi 30 anni e passa dei deficit sotto l'estero e invece ha sempre avuto degli altri parametri macroeconomici, quindi il PIL di disoccupazione sempre ragguardevoli, sempre in positivo il PIL di disoccupazione attualmente è circa 6%, quindi a un livello molto inferiore a quello di cui oggi disponiamo noi, nonostante abbiamo un saldo con l'estero in positivo. Proprio interessante tra l'altro notare, questa è una cosa molto simpatica, come i picchi di aumento di PIL sembrano in alcuni casi coincidere proprio con i picchi di indebitamento estero. Quindi assolutamente una nazione non ha bisogno di avere un bilancio con l'estero positivo per poter prosperare. Il deficit di uno Stato moneta sovrana può sostenere la spesa, può sostenere sia la domanda interna sia la domanda degli altri Stati nei confronti dei nostri. Quello che in verità noi proponiamo non è di basarci sulle logiche neomercantili. Avere una valuta non troppo forte è comunque un bene, perché così puoi proteggere i tuoi settori industriali strategici. La prima cosa che un paese deve perseguire è la tutela del mercato interno, della domanda interna, non basarsi sulle politiche di super esportazione, che queste vengono fatte impoverendo la popolazione, perché tu per poter esportare molto devi far sì che dentro i tuoi beni vengano consumati anche poco. L'ultima frode è quella delle liberalizzazioni, quindi delle privatizzazioni o della flessibilizzazione del mercato del lavoro. Per quanto riguarda le privatizzazioni, da metà degli anni 90 fino al 2011, che sono i dati della CGIL di Mestre, non sembra affatto che ne abbiamo tratto un guadagno. In questo periodo sono stati privatizzati i principali settori dell'economia, prima tutelati dal pubblico, quali le assicurazioni, i servizi bancari, le autostrade, i trasporti ferroviari, i prodotti farmaceutici, la telefonia. I prezzi nello stesso periodo sono quasi tutti aumentati, a volte anche sopra il 100%, quindi anche più del doppio, addirittura quasi del 200% nel caso delle assicurazioni sui mezzi di trasporto. Gli unici prezzi che sono calati sono stati prodotti farmaceutici e servizi telefonici. A fronte però di mancati nuovi investimenti in infrastrutture da parte delle aziende private, a fronte di forti licenziamenti, in ambito farmaceutico abbiamo avuto l'aumento di ticket. Uno Stato moneta sovrana in verità non ha alcuna necessità di fare cassa. Ecco perché i prezzi un tempo erano inferiori rispetto a quelli che abbiamo adesso. Mentre un privato, quando diventa monopolista di un bene pubblico fondamentale, si trova in una posizione in cui può chiederti qualsiasi prezzo, perché tu non puoi fare a meno dell'acqua, non puoi fare a meno di usare l'energia elettrica, puoi fare a meno di usare il treno o il telefono. Questa in economia si chiama captive demand, domanda prigioniera. Quando c'è un monopolio privato, di fatto i prezzi aumentano, non calano. Anche qui vediamo il gioco della Germania, che mentre a noi ci è chiesto di privatizzare molto, lei ha privatizzato poco. Questo grafico
del Fondo Monetario Internazionale rappresenta i guadagni dalle privatizzazioni di alcune economie europee, in particolare della Germania confrontata con le altre economie più deboli, tranne la Francia. La Germania di fatto ha venduto poco i suoi beni, tutti gli altri paesi europei li hanno venduti molto di più sotto i suoi stimoli, sotto le sue insistenze. Per quanto riguarda la flessibilizzazione del mercato del lavoro, pensate che sia veramente quella cosa necessaria, quella cosa da perseguire che quotidianamente ci dicono? Con l'approvazione del Job Act ultimamente, voi sapete tutti che sono state poste delle forti limitazioni e l'articolo 18 praticamente è stato abolito. Questo fa sì che ci sia una maggiore flessibilità in uscita, una maggiore facilità di licenziare le persone. Abbiamo un mercato di lavoro che è flessibilizzato, non è più restrittivo come un tempo. Pensate che questa sia una cosa che faccia bene all'economia? Guardiamo cosa dicono i dati non nostri, ma del World Economic Forum, che è una fonte neoliberista. Il World Economic Forum ogni anno praticamente stila una lista dei paesi che lui ritiene più competitivi e per ciascun paese stila anche una pagella con indicati i fattori che lui ritiene più problematici per investire in quel paese. Guardiamo la Svizzera. Come primi problemi viene indicata proprio l'aspetto di regole sul lavoro troppo restrittive, al secondo posto. Singapore addirittura al primo posto, regole sul lavoro troppo restrittive. Finlandia al secondo posto, Germania addirittura al primo posto. La Germania ultimamente ha introdotto il salario minimo sui mini jobs, non so se lo sapete. Il World Economic Forum ha detto che le regole sul lavoro troppo restrittive sono un fattore problematico per investire in Germania, sono diventato proprio in conseguenza di quella decisione. La Svezia è lo stesso, al terzo posto regole sul lavoro troppo restrittive, il Giappone anche, la Cina. La Cina chiaramente non ha tra i primi problemi per investire regole sul lavoro troppo restrittive, neanche l'Italia probabilmente. Guardate bene dov'è regole sul lavoro restrittive, è al quarto posto. Questa è una classifica che è stata stilata nel mese di settembre, quindi l'articolo 18 c'era ancora. Guardiamo adesso la lista dei paesi messi in ordine di competitività. I primi posti troviamo Svizzera, Singapore, Finlandia, Giappone, Svezia. Sono i paesi per i quali prima era indicato come uno dei primi problemi regole sul lavoro restrittivo. La Cina, per qualche strano motivo che il buon presidente Renzi non ci vuole dire, si trova al 28° posto. L'Italia ancora più in giù, nonostante regole sul lavoro restrittive non sia indicato nemmeno tra i primissimi problemi. E questo perché quando tu governo comunque tuteli la tua popolazione, tuteli il suo potere d'acquisto, la sicurezza dei cittadini, fai sì che non possano essere facilmente licenziati, quindi tuteli la domanda aggregata, il potere di spesa all'interno di uno Stato. Questo alla fine è un vantaggio per chi vuole investire, per chi vuole aprire un'azienda. Proprio perché tu imprenditore per guadagnare devi necessariamente avere qualcuno che sia in grado anche di spendere. Adesso vediamo alcune dichiarazioni dei principali sostenitori, in alcuni casi possiamo chiamarli anche veri e propri creatori dell'Unione Europea, circa il loro pensiero riguardo alla democrazia. Romano Prodi nel 2001 in un'intervista pubblicata sul Financial Times dice questo sull'euro. Oggi, quindi all'inizio degli anni 2000, non possiamo introdurre dei particolari strumenti di politica economica che potranno invece essere introdotti in futuro. Un bel giorno ci sarà una crisi, come è caso successo, e solo allora diverrà possibile introdurre questi strumenti di politica economica. Cosa pensate che stia parlando Prodi in questo caso? Sta parlando esattamente di quello che abbiamo visto prima, quindi la flessibilizzazione sul mercato del lavoro, che tra l'altro è iniziata proprio in quegli anni, le privatizzazioni sempre maggiori
Questo sta parlando. Giuliano Amato nel 2007, in un'intervista pubblicata su Euroserver, ha detto questo sul Trattato di Lisbona. Il Trattato di Lisbona è stato fatto a seguito della bocciatura della Costituzione europea avvenuta con 2 referendum in Francia e in Olanda. Amato faceva capo del cosiddetto Amato Group, quindi un gruppo incaricato di studiare il Trattato di Lisbona, che non fece altro che reperire tutte le disposizioni neoliberiste bocciate che erano prima presenti nella Costituzione europea, però le reperì in maniera comprensibile, quindi in una forma di vari paragrafi, rimandi ad altri trattati completamente disconnessi. E perché fece questo? Fece questo per evitare che il trattato fosse comprensibile e fosse possibile sottoporlo ad un nuovo referendum. Questo è quello che disse lui in maniera diretta. Mario Monti nel 2011 a un convegno presso l'Università di Studi Locali disse che l'Europa, per fare passi avanti, deve necessariamente far sì che la popolazione, che i singoli stati cedano sempre più sovranità a livello centrale. Questo sarà possibile solo quando verrà abbattuto il senso di attaccamento dei cittadini alle loro collettività nazionali. Quindi quando non fare queste cessioni di sovranità diventerà insostenibile anche proprio da un punto di vista psicologico, in quanto sarà in atto una crisi visibile e conclamata che alla fine l'hanno causata loro, con i loro sistemi, con i loro trattati. Helmut Kohl, ex presidente della Germania, in un'intervista nel 2002, che fu pubblicata però solo, pensate, 10 anni dopo dal periodico Telegraph, un periodico tedesco, disse questo sull'ingresso dell'euro della Germania. In caso dell'euro avrei perso un eventuale referendum per l'ingresso nella moneta unica. Quindi sono stato come un dittatore perché non ho voluto far esprimere la mia popolazione, far esprimere loro la preferenza o meno nell'entrare in questo sistema. Abbiamo già detto anche all'inizio della presentazione, l'Unione Europea di fatto non è mai stata portata avanti come un progetto democratico, sempre come qualcosa che è nato dall'alto. Motivo per cui riteniamo che non sia un qualcosa di riformabile, proprio perché la situazione in cui oggi ci troviamo non è un errore di percorso, ma fa parte di un progetto che in verità trae le sue origini già a cavallo tra le 2 guerre mondiali. Tutti i concetti che il nostro economista di riferimento Adriano Paraguessa ben descrive nei suoi libri. Ok, adesso vediamo alcune dichiarazioni di importanti economisti che di fatto ci sconsigliarono che comunque di entrare nell'euro o che comunque criticano il sistema in cui ci troviamo. E partiamo con Paul Krugman, il quale in un'intervista pubblicata sul New York Times nel 2010 dice questo riguardo l'ingresso dell'euro da parte dell'Italia e anche della Spagna. Dice che adottando l'euro l'Italia si è di fatto ridotta come una nazione del terzo mondo, una nazione che deve prendere in prestito una moneta straniera con tutti i danni che ciò implica. I danni li abbiamo visti prima, per quello schema a piramide che vi ho fatto vedere all'inizio. Tim Cohn è un economista britannico, il quale dice esplicitamente che il potere di emettere una moneta è ciò che di fatto definisce l'indipendenza di una nazione. Se una nazione rinuncia a questo potere, di fatto si lega le mani, va a chiedere i soldi in prestito dai mercati di capitali oppure dipende dalla volontà politica che sta all'esterno della sua popolazione, diviene di fatto un ente locale o una colonia. Questo oggi cui ci siamo ridotti. Adesso vediamo il nostro programma di salvezza economica nazionale che prevede l'uscita dell'Italia dal sistema euro e la riappropriazione della sovranità monetaria e parlamentare. Perlomeno vediamo i punti fondamentali più importanti. Il documento è liberamente scaricabile dal nostro sito nazionale, quindi potete scaricarlo, potete consultarlo con facilità. Il primo punto è questo qua: nell'uscire dal sistema euro l'Italia annuncia che pagherà in lire e comincerà subito a tassare in lire, mentre tutti i depositi in euro rimarranno tali. Questo perché?
perché lasciando i depositi in euro mettendo le tasse in lira, ciò farà sì che all'inizio ci sia una fortissima richiesta di lira e quindi gli attori economici necessariamente dovranno vendere gli euro per acquisire le lire, per poter pagare le tasse e per poter effettuare tutte le transazioni, e questo di fatto causerà una valutazione della lira rispetto all'euro, non una svalutazione. Il governo fin da subito metterà in atto un programma di piena occupazione sul modello di quanto fatto in Argentina nel 2002 col plan JETES. Cosa consiste questo piano? Consiste nell'assumere la forza di lavoro disoccupata, i lavori socialmente utili, soprattutto qui si parla di infrastrutture, si parla di servizi, quindi non di clientelismo, di lavori inutili, ma sarà una cosa comunque temporanea, perché questa cosa avrà come scopo proprio quella di fare risorgere anche il settore privato. Verranno finanziati i lavori in minima competizione col settore privato, verranno anche stabilite delle paghe minime leggermente inferiori a quelle del livello del settore privato. Questa è una cosa che serve anche a stabilizzare sempre il valore della moneta. Quando poi le persone assunte con questo programma inizieranno di nuovo a spendere, quei soldi andranno da qualche parte, quindi infatti il settore privato avrà di nuovo la domanda che prima gli mancava, quindi risorgerà, le fabbriche inizieranno a aprire nuovamente i battenti, ad assumere le persone dal PLG, dal piano di lavoro garantito, e col tempo quindi le persone rientreranno anche nel settore privato. Adesso vediamo le conseguenze dell'applicazione di un piano di lavoro garantito, lo vediamo nel caso dell'Argentina nel 2002. Piccola premessa, però in Argentina è stato fatto sì un piano di lavoro garantito, però in verità non come l'MMT chiedeva, è stato fatto in maniera molto più blanda, perché ad esempio si è deciso di far partecipare solo i capi famiglia, anche se in verità poi il 60% hanno partecipato donne. Ma comunque questi sono i risultati, nonostante sia stato applicato in maniera molto blanda, nel giro di un solo anno, quindi dal 2002 al 2003, guardate bene la variazione del PIL, cosa è stato. Da meno 10% si è balzati al più 8%, e così via per tutti gli anni successivi, fino al 2007, anno in cui il piano fu dismesso per motivi politici. Queste sono percentuali di aumento annuale del PIL a livello cinese. Stessa cosa per la disoccupazione, dopo il 2002, in conseguenza dell'attuazione di questo programma, la disoccupazione di fatto subì una netta flessione e diminuì sempre di più, fino ad arrivare al livello odierno che è di circa il 7%, quindi molto inferiore rispetto a quella che oggi abbiamo noi in Italia. Il governo abbandonerà le logiche distruttive e mercantili che, come abbiamo visto, si basano sulla distruzione della domanda interna, e cesserà l'aumento delle sue spese personali del piano di lavoro garantito solo qualora si sia in regime di piena occupazione, quindi solo qualora di fatto tutti praticamente sono occupati e immettere altra moneta non farà altro che aumentare i prezzi, l'inflazione. In seguito vediamo i risultati delle politiche del super export applicate in Germania. La Germania nel 2000, con le riforme suggerite da Peter Haas, amministratore delegato a Volkswagen, sotto tra l'altro il governo di Gerhard Schröder, un governo di sinistra, applicò queste politiche che consistevano in un abbattimento dei salari. Quindi guardiamo bene cosa ci dicono i dati dell'Istituto Statistico Tedesco. Dal 2000 al 2008 i salari reali dei lavoratori tedeschi sono diminuiti di più, quindi di più del 9%, di più rispetto a quelli di tutti gli altri lavoratori europei. Questa è la diminuzione della Germania, di sopra sono tutti gli altri lavoratori europei. Quindi capite bene come la Germania, adottando una valuta sottovalutata rispetto al marco e adottando queste politiche di impoverimento della popolazione, pensate che oggi si parla di un quarto della popolazione che vive con lavori, con i cosiddetti mini jobs, quindi con lavori pagati 400, massimo 450 euro al mese,
con queste politiche è riuscita di fatto a sconfiggere le altre nazioni europee, ad ottenere quei forti surplus commerciali che abbiamo visto prima. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo restare dentro questo sistema e pagare ai nostri lavoratori 100 euro al mese piuttosto di 400? Assolutamente no, direi. Dobbiamo uscire da questo sistema e far sì che l'economia si basi sulla domanda interna, quindi non sull'impoverimento della popolazione. E vediamo bene anche questi dati. La Germania iniziò ad adottare quelle politiche dall'inizio degli anni 2000. Non sembra affatto che gli altri parametri macroeconomici siano stati sempre così lusinghieri come di solito ci viene detto. Questo è l'andamento percentuale del PIL annuale, vedete bene come in alcuni casi ci sono anche dei